E ciao, benvenuto bentornati sul canale Super Allan, siamo qui oggi con un nuovo video e oggi ragazzi si torna a parlare di cibo! Oggi signori metteremo a confronto mia madre, vostra no, sto scherzando. Come avete letto dal titolo della miniatura, oggi metterò a confronto il McDonald's e l'Eurospin. Non avete mai visto una sfida del genere qui su YouTube Italia? Oggi la vedrete qui sul mio canale. Quindi come prima cosa vi chiedo di lasciare un bel mi piace di supporto al contenuto e a tutto il canale. Signori, mi sto impegnando tanto nell'ultimo periodo, in realtà da un bel po' di tempo a questa parte, spero lo stiate vedendo, spero lo stiate apprezzando, perché sto cercando di portarvi quanti più contenuti possibili di qualsiasi tipo, di qualsiasi categoria, di qualsiasi argomento. Quindi iscrivetevi al canale che è gratis, arriviamo a 120.000 iscritti, dai che ce lo meritiamo, e scrivetemi qui sotto nei commenti se volete altri video confronto. Io vi leggo nei commenti, signori, quindi cercherò di accontentare qualcuno di voi. La sfida di oggi è molto particolare, io non mi perderei in altre chiacchiere. Let's go! Signori, siamo arrivati all'Eurospin dove si fa la spesa intelligente. Speriamo che veramente si faccia una spesa intelligente e non si comprino tutte stronzate. Ed eccoci al McDonald's, signori. Occhio, Allora, Voglio ovviamente per mettere a confronto l'Eurospin e il McDonald's dobbiamo comprare gli stessi prodotti. Quindi da dove partiamo? Dal panino. Panini e menù, Big Arch, McCrunchy, McChicken, Grand Crispy McBacon, Big Tasty Bacon, Big Tasty. Ovviamente prendiamo questo. Cheeseburger suino e pollo di tacchino a 2,39 €. Eccolo qua. C'è anche quello tacchino e pollo. Perché questo quale? No, questo è suino. E che è suino? È il maiale. No, però non c'è al McDonald's tacchino e pollo. O sì? Boh. Allora, il nostro deve essere quello cheeseburger con carne di pollo. E quale fossimo? Ah, double cheeseburger? No. Guarda, povero, non bevo il microfono. Chicken burger, cheeseburger. Eccolo, signori, il nostro cheeseburger 1,89 €. Personalizza gli ingredienti perché dobbiamo farlo uguale a quello che abbiamo poi preso al supermercato. Cheeseburger ci sta sicuramente. Ma cheeseburger sono tutti e due. Solo che uno è con la carne di maiale, l'altro è con le tacchine. Già la prima difficoltà. Prendiamo questo col pollo, Vai, vado per questo. Ok, togliamo la senape, togliamo il ketchup, togliamo il cetriolo, togliamo la cipolla, quindi solo pane, formaggio e ovviamente la carne dentro. 1,89 €. All'interno di un menù McDonald's cosa ci sono? Le patatine fritte. Vabbè, questa è una delle primissime differenze che c'è con il McDonald's o comunque con il fast food in generale, perché lì c'è il menù già bello e fatto. Qua invece dobbiamo andare al supermercato e comporlo. Allora, ma trovo i patatini. Ma ci stanno i patatine fritte, catini, Non sta qua per cose dei suggelati, capito? Ah no, sta qua, Allora, questo è tutto il frigo dedicato alle patate. Ci sono le crocchette di patate da forno, patate a spicchi, patate rustiche, patate paletta, patate al rosmarino grigliate e patate fritte. Eccole qua, 1,89 €. Guarda, che sfunnavo cose. Non ci sono tipo quelle stick piccoline, tipo Mac. Secondo me però queste vanno bene. Adesso il mio ingrediente preferito. Signori, dopo aver girato tutto l'Eurospin abbiamo trovato le nostre amate alette di pollo al BBQ 6,99 €. Mamma mia, come sono piccanti. 6,99 € per il momento è il prodotto che costa di più rispetto a tutti quelli che abbiamo visto. Attenzione! Ah, preparati qui per te, vedi? Già sono precotte, bisogna solo riscaldarle. Ma io le vedo belle, cioè c'è una bella faccia, vai, prendiamo. In ogni menù del McDonald's che si rispetti, o almeno nel nostro menù solito, oltre alle alette di pollo, crocchette di pollo e formaggio a 2,49 €. Quarto pezzo andato. Poi abbiamo preso le Chicken McNuggets, prodotto 5,20 € stanno. Allora prendiamo direttamente il menù Menu Small 6 Chicken McNuggets, 9,30 €, no salsa, patate medie perché ci servono le patatine. Mi è venuto in mente un altro prodotto, strada facendo e guardando tutti i reparti del supermercato, i panzerottini, che tra l'altro abbiamo anche assaggiato ultimamente nel video fatto all'Ikea. Se non lo avete visto, recuperatelo che lo trovate sul canale. Adesso cerchiamo i panzerottini e li prendiamo. Non so questi panzerottini, carta da forno questi. Panzerottini, pomodoro e mozzarella trovati, eccolo qua. 250 grammi, 0,99 centesimi. Ce l'abbiamo in offerta. Tenga! Ovviamente per non morire di sete dobbiamo prendere qualcosa da bere e prendiamo la Coca-Cola normale. Ovviamente prendiamo anche le chicken wings a 3,30 €, ne sono 3. Prendiamo questa Cola Blues 33 centesimi. Abbiamo tutto, abbiamo messo. Però manca un'altra cosa, i panzarotti. Speziosità e salse.
Non ci stanno più. Non la di Manzanozzi. Una tartara mezza. Oggi siamo venuti in questo reparto qua che praticamente sarebbe il reparto macelleria e abbiamo trovato le alette di pollo già belle e fatte, quindi prendiamo direttamente queste, ci conviene? Posso, grazie. Ciao. E ci conviene al 100% signori, perché queste vengono 1,12 euro piuttosto che spendere 6,99 euro, anche perché il senso di questo video deve essere anche il risparmio all'Eurospin rispetto al menù del McDonald's, perché queste ce l'hanno a 9,99 euro al chilo. Ne ho prese 3, solita porzione del McDonald's e ci siamo signori. Ok, chiudiamo qui il nostro conto, 14,49. Ragazzi, spesa intelligente fatta da Eurospin. Allora vi faccio vedere un attimo gli scontrini. Il primo scontrino da 11,47, però come vedete ci sta anche la carta forno da aggiungere dentro, che costa poco, però non so quanto costa la carta forno. Poco, 2,49 euro sto. Cioè, se chiasa la carta forno che cosa mangiamo? Vabbè, quindi non è 11,47, dopo facciamo bene i conti a casa. Poi abbiamo dovuto aggiungere 1,99 euro per la Coca-Cola. Perché? Perché la gente, no? Sape campo. Abbiamo trovato quella Coca-Cola sfusa. Ci hanno detto alla cassa che non si vende sfusa. Abbiamo accattato tutto il pacchetto, 3 euro. Anche il menù al McDonald's è stato fatto. Quello dell'Eurospin lo abbiamo ricreato. Adesso non ci tocca che andare a casa e assaggiare entrambi, mettendoli a confronto e capire se conviene l'uno o è meglio l'altro. La spesa intelligente. Eurospin se noi dovrebbe prendermi e fare le sponsor così. Ragazzi, finalmente a casa ed ecco i nostri due menù a confronto. Da una parte il McDonald's, dall'altra l'Eurospin. Ovviamente qui è tutto pronto, da quest'altra parte tutto da preparare. Quindi adesso cuciniamo, prepariamo e vi facciamo vedere il dopo. Cominciamo dalle patatine fritte, crocchette di pollo. Ovviamente per una questione di comodità e velocità le mettiamo nella friggitrice ad aria. Ci vogliono 5 minuti sia per queste che per queste. Ovviamente le faremo insieme. Spruzzatina di olio e via. Poi ho il turno di riscaldare il panino dell'Eurospin. Ovviamente vi faccio un attimo vedere prima di riscaldarlo come è fatto. Eccolo qua, guardate qui, c'è questa fetta di formaggio, praticamente non lo so, mi sembra a sottilette. Poi sta questo hamburger, bisogna riscaldarlo e poi vediamo dopo come diventa. Non diamo subito conclusioni affrettate, che a così mi pare i legni. Non lo dura, c'è lo dura, lo sai? Non è che sta pure la cipolla, non pensi? Infatti per me puzza. Addirittura, vedi? Non lo so. E io la cipolla però dall'altro l'ho fatta togliere. Però può essere pure. Cioè non mi stesso l'hamburger è fatto con la cipolla. Può essere, qualche spezia pure dentro. Può essere, può essere. Va bene, dai, vediamo tra poco. Crocchette, patatine e poi abbiamo aggiunto anche le alette, ovviamente per riscaldarle un po'. Sono pronte. È arrivato il turno del panino, signori. Come fai il suo panino? 3 minuti e ci siamo. A few moments later. Ed ecco finalmente i nostri due menù a confronto. McDonald's e Eurospin. Io vedrei subito le prime differenze proprio a livello visivo, estetico. Guardate qui i due panini, come si presentano. Questo quello classico del McDonald's con il bun classico appunto, liscio e con un tipo di formaggio, non lo so, mi sembra più cheddar. È vero. È più scuro. Quest'altro invece dell'Eurospin è un panino ai semi di sesamo con un hamburger di tacchino e pollo e formaggio. Come vi dicevo prima c'è un po' di cipolla, il 3% c'è scritto. No, ma si sente. Cominciamo dal panino del Mac. Tra l'altro prima volta che assaggio questo panino non l'ho mai preso. Cheeseburger, fatevi due domande perché questo è come si presenta là dentro con tutte le cose tolte. Adesso subito devo assaggiare quest'altro perché ho il sapore fresco di questo panino. Questo è più croccante pure tra l'altro. Ma è tanta roba questo, lo sai? È buono proprio. È buono? Ma non mi aspettavo. Vabbè, perché? Nel senso che comunque se lo vedi non gli daresti 1 euro a un panino del genere. E invece secondo me è tanta roba. Ma sarà per le spezie, sarà pure perché è insaporito pure da un po' di cipolla dentro che poi ce l'avevamo tolto. Ma per me sta vincendo, cioè per me vince Kiss. Per il momento il panino è tanta roba. Per il momento il panino dell'Eurospin vince rispetto a quello del McDonald's, signori. Almeno il cheeseburger. Già dall'odore non è che mi fa impazzire. Lo sapevo, non mi piace per niente. Ma perché a te non ti piace la cipolla? Non mi piace la cipolla, mi piacciono le spezie. No, basta. Non mi piace. Assaggiamo le patatine del Mac che ovviamente conosciamo benissimo. Già a livello estetico anche in questo caso si differenziano rispetto a quelle prese all'Eurospin. Queste sono un po' più lunghe, più grandi. Queste qua sono tagliate belle fine fine. Assaggiamo questa qua invece dell'Eurospin. Questa la vedo più burrosa, è proprio diversa, questa sembra proprio patata proprio.
significa? Ha più il sapore della patata. Invece preferisco questa perché questa qua... Ma io non ho detto quale preferisco. Ho detto questa mi sembra più patata, non lo so, più piena dentro. Guarda qua come si è spilacciata diversamente rispetto a questa. Vabbè, quella del Mac è vuota dentro. Attenzione al menù Eurospin, Attenzione. Vabbè, le patatine del Mac sono sempre patatine no Mac. Però non so in questo caso quale preferisco, perché queste qua non mi dispiacciono. Non sono brutte queste patatine. No, non sono brutte. Fa tanto anche la forma delle patatine, perché dipende a te se piace sentire molto il gusto della patata, proprio perché ovviamente questa patata che è appunto molto più doppia, ovviamente il gusto della patata lo senti molto di più. Invece queste sono un po' più sfiziose, dai. Questo secondo round se lo aggiudica la patatina del McDonald's per me. Proprio per me. Passiamo alle McNuggets. Ecco qui le crocchette di pollo del Mac che conosciamo benissimo, cioè pure che è passato il tempo, comunque sono sempre buone. Io la voglio far vedere sempre a differenza di quest'altra. Hanno un colorito diverso, dobbiamo dire anche che sono diverse perché questa è pure col formaggio, questa invece è solo pollo. Quindi a livello estetico questa è un po' più scura, questa è un po' più chiara, un po' più dorata. Assaggiamo quest'altra. Oh! Anche dentro c'è differenza, è tutta scura dentro. Cioè rispetto a quella di pollo. Sono diverse. Sì. Sono diverse. Non è la stessa cosa. Sì, sono di pollo entrambe, ma sono diverse. Questa pure è buona, Non so, mi sembra tipo la cotoletta. La cotoletta. La cotoletta quelle là già fatte e comprate nel supermercato di pollo. Uguale, è vero. È la cotoletta questa qua. E anche la panatura di fuori è diversa. Però, capito, fa parte del gusto. Oggettivamente sono buone tutte e due. A livello di gusto, non lo so, forse trattandosi di un fast food è meglio questa. Quella la vedo più da casa, è più da cotoletta. La cotoletta mangia a casa, non è che la mangi in mezza via, solitamente. Però è soggettivo, perché oggettivamente parlando, tutte e due sono buone. Tutte e due veramente. Pareggio. E qui tocchiamo invece il tasto dolente, la mia sfiziosità preferita. Allora, questa è la letta di pollo del McDonald's, questa è la letta di pollo, ma sono uguali, dell'Eurospin, cioè sono proprio identiche. Noi perciò abbiamo poi preferito prendere quelle già cucinate, perché dovendole cucinare noi con la salsa BBQ non era mai lo stesso. Poi invece è proprio a parità di aletta di pollo cucinata allo stesso modo, guardate qua, ma pure la doratura, sono proprio identiche, sono proprio uguali. Sono molto molto simili, è vero. Ma buono. La letta di pollo del Mac, cioè pure dopo un'ora, che è passata un'ora, è sempre buono. Assaggiamo quest'altra dell'Eurospin. È differente. Ad essere buona pure questa è buona, però è diversa. Non lo so quante ore c'aveva là dentro, perché sicuramente dalla mattina la vedo un poco più secca dentro, però non è quella la differenza sostanziale che ho notato. Però anch'io. Ti arriva un sapore diverso, un po' più speziato secondo me. Vero. È più speziata, però anche questa è molto buona. Cioè, dovessi prendere la letta di pollo per un menù mio ricreato del McDonald's, l'andrei a riprendere questa qua. Questa è buona. Cioè, questa è da 7,5, è pure più forte, è un po' più piccantina rispetto a questa qua del Mac. E quella del Mac è piccante, Quella del Mac è un'altra cosa. No, pure io preferisco questa del Mac. Ma non è male quella dell'Eurospin. Ho dato 7,5, altissimo. Resta l'ultima cosa, ossia la Coca-Cola. Qua stiamo parlando di due cose completamente differenti, perché all'Eurospin non c'è la Coca-Cola, c'è la cola di questa azienda qua, Blues, che è la prima volta che sento e che assaggio, mentre da quest'altra parte abbiamo la classica Coca-Cola che conosciamo tutti quanti. Vabbè, io l'assaggio giusto per... La Coca-Cola è la Coca-Cola, mamma mia. Nonostante quella del Mac sia anche un po' acquosa, dobbiamo specificarlo. Allora, assaggiamo questa qua, Blues. È frizzantissima. Ma non lo so che mi sembra non la Fanta, però qualcosa di troppo. Allora, dietro c'è scritto bevanda analcolica gassata, ingredienti acqua, zucchero, anidride carbonica, colorante, acidificante, acido fosforico. Vabbè, io per dire che leggo perché io non so come è composto effettivamente la Coca-Cola proprio, ma sono due cose completamente diverse e ci sta pure perché questa è la cola di Blues. Ma la Coca-Cola ha sempre quell'ingrediente... No, è un po' diversa la Coca-Cola. Sì, stiamo parlando proprio di una bibita. Non so, c'è più fredda. Che c'è sì che è più fredda? È tipo ghiaccia, è normale che è più fredda. Ah, ok. Allora, voglio il nostro menù all'Eurospin ci è venuto a costare 9,88 €. Il McDonald's invece ci è venuto a costare 14,49 €. Quindi la differenza, matematicamente parlando, è di 4,61 €. Comunque ho notato che questo cibo del fast food mi stimola molto di più il palato. Ma attenzione perché quello dell'Eurospin non è per niente da sottovalutare. Le alette di pollo sono validissime, così come anche le crocchette. Quindi signori, questo video finisce qui. Spero che vi sia piaciuta l'idea. Se avete altri confronti strani da propormi qui sotto nei commenti, fatelo perché vi leggo tutti. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. E ciao!